Rieccoci nuovamente in studio. Tasse, aumenta l'addizionale IRPEF comunale a Treviso, lo ha annunciato oggi il sindaco Mario Conte. Era l'unica strada per mettere in sicurezza il bilancio e garantire i servizi, dice. Si amplia però la fascia dell'esenzione. Un sindaco non lo vorrebbe mai, ma mettere la mano nelle tasche dei nostri cittadini attraverso l'aliquota IRPEF è certamente qualcosa che non vorremmo mai fare, ma questo ci consente di sostenere le famiglie, no? E quindi abbiamo lavorato tanto con la maggioranza, con la Giunta, e devo dire che nonostante i sacrifici che siamo chiamati a fare, io esprimo davvero grande soddisfazione, perché mettere in sicurezza da un punto di vista sociale la comunità è comunque un grande risultato politico-amministrativo. L'alternativa era quella di tagliare sui servizi, che invece, dice il sindaco, non si toccano, e quindi nel 2024 resteranno invariati i contributi alle paritarie, il costo degli spazi pubblici, l'assistenza agli anziani. La storia di Casugana è quella di tanti, fa intendere Conte. Esattamente come le famiglie c'è stata un'esplosione dei costi, ma è giusto per i miei cittadini quantificare anche questa esplosione dei costi, che per un bilancio da 80 milioni vale 8 milioni in più di costi. Un elenco lungo, una tempesta perfetta, l'espressione usata dall'assessore Riccardo Barbisan, che entra nel dettaglio delle nuove aliquote. E noi andremo con un'aliquota unica dello 0,8 per tutti i redditi superiori ai 16.000 euro lordi all'anno. Parliamo per un reddito di 25.000 euro lordi all'anno di circa 40 euro all'anno. Per i redditi superiori, però qui è veramente per redditi oltre i 50.000 euro all'anno, arriviamo al massimo a 70 euro annui. Si amplia però la fascia dell'esenzione. Precedentemente si pagava l'addizionale IRPEF comunale per i redditi superiori ai 15.000, oggi solo per i redditi superiori ai 16. Sullo sfondo i tagli ai trasferimenti agli enti locali preannunciati dal governo, anche qui una storia che si ripete con un braccio di ferro già in corso tra esecutivo e ANCI, in Veneto guidata proprio da Conte. La coperta diventa corta per tutti, noi ovviamente continuiamo a fare i nostri appelli, le nostre richieste a questo governo, chiediamo di continuare a sostenere e a credere nella bontà amministrativa dei comuni, consapevoli che il periodo è difficile per tutti. Il questore di Treviso, Manuela De Bernardin, ha nuovamente disposto la sospensione della licenza del locale Angel Bar di Treviso. È stata imposta una nuova chiusura del locale per un periodo di 30 giorni. Dall'adozione della misura di sospensione si è resa necessaria dopo la lite tra due avventori del locale, sfociata poi in una violenta aggressione perpetrata anche con l'utilizzo di un bicchiere di vetro rotto. L'episodio, su cui sono tuttora in corso le indagini da parte dei poliziotti della squadra mobile. Il provvedimento, aggiungono dalla questura, è stato emanato dal momento che il locale continua ad essere oggetto di frequentazione da parte di soggetti dediti alla commissione di reati e gravati da numerosi precedenti penali e di polizia. Ed ora invece siamo all'economia, ai dati del trimestre. La fiducia tra le imprese è calata, ma a fine anno potrebbe esserci un'inversione di tendenza, complice la frenata dell'inflazione. Buone le prospettive per il Black Friday e Natale, afferma Dania Sartorato. Era una stagnazione purtroppo attesa. È anche vero che l'inflazione sta rientrando e che quindi già dai prossimi mesi è prevedibile un ritorno alla capacità di acquisto dei redditi. La fiducia tra le imprese è diminuita man mano che l'inflazione è aumentata, ed è per questo che con il raffreddamento dei prezzi previsto per fine anno potrebbe esserci una nuova inversione di tendenza, complici due grossi appuntamenti per il commercio. Le attese sono buone. Sia per la settimana del Black Friday, che è sempre un'ottima opportunità di promozione ben vista dalla clientela, e anche per le festività di Natale, un po' come momento di aggregazione, di ritrovo e anche di premialità. Un quadro in chiaroscuro, quindi, cui si aggiunge un altro tassello: solo il 35% delle aziende trevigiane ha fatto richiesta di credito per investire, meno dei trimestri precedenti, ma il dato va contestualizzato. Il 35% è un dato confortante
importante il fatto che la media nazionale è 10 punti più bassa. Significa che le nostre aziende guardano ancora al futuro facendo investimenti nuovi, nonostante oggi non ci sia ancora molta visibilità su quelle che sono le manovre fiscali da parte dello Stato. Noi vediamo che le nostre imprese, quelle più virtuose, guardano il futuro. L'altro termometro è costituito dal mercato del lavoro nel terziario, dove resta la carenza cronica di manodopera. Si cercano figure specializzate, c'è molta domanda in tutti i settori in generale, ma comunque anche per quello che ci riguarda sono ricercati banconieri, baristi, personale di accoglienza, panettieri, ci sono alcune figure che sono più ricercate. Sicurezza stradale sono riprese questa mattina con 200 studenti del liceo Duca degli Abruzzi e l'elezione della provincia di Treviso con le scuole superiori per prevenire gli incidenti, già 44 quelli mortali nella Marca da inizio anno. Nel 2022 in Veneto si sono verificati 13.220 incidenti stradali che hanno causato la morte di 321 persone e il ferimento di altre 17.286. Secondo i dati Istat, rispetto al 2021 aumentano i sinistri del 6,6%, i feriti del 4,7%, ma la variazione maggiore si riscontra per le vittime più 12,6%. Stando all'analisi del Centro di Monitoraggio Incidenti Stradali della provincia, sono 44 i sinistri mortali con 51 vittime da inizio anno ad oggi nella Marca. Fermare questa strage è l'obiettivo di tutti i soggetti coinvolti, tra cui la stessa provincia, che da 20 anni organizza per le scuole superiori lezioni di educazione stradale. Ecco, qua ci fermiamo ragazzi. L'incidente classico a velocità urbana. Lo scooter non andava più di 40 all'ora, l'auto 50-60 all'ora massimo. È un format che lavora sulla psicologia dei ragazzi con immagini forti e sulla renderli consapevoli di alcuni comportamenti che possono essere utili a loro stessi piuttosto che a terzi. Spesso sono proprio i comportamenti sbagliati alla guida all'origine degli incidenti, tra i giovani la distrazione per l'uso del cellulare o eccessi di velocità, tra chi invece ha la patente da anni si registrano difficoltà in determinate circostanze come nell'affrontare le rotatorie. Potrebbe essere un'idea quella di arrivare a una sorta di revisione della patente, potrebbe essere, rende tutti più consapevoli all'evoluzione del codice della strada e ai nuovi sistemi, per esempio, dei mezzi. Si lavora alla prevenzione su 2 livelli, con la giusta informazione e intervenendo sulle infrastrutture. I limiti e le regole ci sono, continua Marcon, stiamo intervenendo per rendere le strade più sicure e qui si apre un altro capitolo legato alle risorse sempre più limitate degli enti. Se continuerà questo impianto di finanziaria, ci troveremo a non avere le risorse per fare la manutenzione ordinaria e conseguentemente andremo in situazioni di straordinarietà che hanno la beffa di essere più costose. Cambiamenti climatici che rischiano di far sparire i prodotti tipici del nostro territorio come il radicchio di Treviso, l'allarme di CIA Veneto. Probabilmente nel lungo termine l'aumento della temperatura potrebbe creare il fatto che non ci sarà più il radicchio di Treviso. Siccità, nubifragi, autunno con temperature più simili alla primavera, cambiamenti climatici che stanno incidendo pesantemente sulle colture di stagione. In alcune zone del Veneto si calcola un 10-15% in meno di produzioni come cereali e viticoltura. In ritardo il radicchio di Treviso, anche questa tipicità condizionata da un freddo che tarda ad arrivare. Necessita del freddo per avere la sua capacità e organolettica poi importante come attività. E guardi, sul radicchio di Treviso va fatto una grossa plauso ai nostri agricoltori che con passione e con determinazione lo stanno coltivando, lo stanno anche proponendo nelle tavole, ma soprattutto per la valorizzazione del radicchio stesso. Cambiamenti climatici che necessariamente porteranno nei prossimi anni a rivedere le colture stagionali finora tipiche del nostro territorio. Potremmo parlare anche del settore del vitivinicolo, del settore della frutticoltura e anche delle colture orticole, quindi avremo anche un cambiamento anche della tipicità dei nostri prodotti e dovremo sicuramente in questi anni fare una valutazione molto attenta per quanto riguarda la questione idrica e quindi anche su questo avremo necessità
di fare tutti quei investimenti per dare la possibilità alle nostre aziende di fare irrigazione. Produzioni d'eccellenza minacciate dalle condizioni meteorologiche, ma spesso anche copiate all'estero. Per questo, sottolinea Antonini, sono necessarie regole chiare a livello europeo. E se noi abbiamo dei prodotti DOP o IGP come quello Radicchio di Treviso, devono essere valorizzati, non devono essere copiati. Se noi cerchiamo di avere un elemento importante, una politica che va in questo senso, difendiamo i nostri prodotti, ma difendiamo anche i nostri agricoltori. Ed ora allo sport con il rugby. Sabato il Benetton sarà in trasferta in Scozia con un record mai finora imbattuto dopo 4 giornate di campionato. Un ottimo momento, come conferma ai nostri microfoni l'estremo sudafricano Rhino Smith. È un Benetton Rugby da record per la prima volta nella sua storia di partecipazione allo URC, lo United Championship, che unisce formazioni gallesi, scozzesi, irlandesi e le 2 italiane. I trevigiani sono senza sconfitte dopo 4 turni, 3 vittorie e un pareggio, e già affrontati i campioni e i vicecampioni dello scorso anno, gli irlandesi del Master e gli Stormers sudafricani. Soddisfazioni è la parola chiave, secondo me. Sarà sempre qualcosa a migliorare, ma dopo 4 partite siamo contenti. Ora Treviso al 4° posto in coabitazione con Ulster e Connacht, e il 5º, tutto esaurito, dello stadio Monigo fa capire quanto il sostegno del pubblico sia determinante. Campionato molto lungo, non importa come si prende punti, ma importa che si prende punti, e alla fine ora abbiamo fatto così, abbiamo preso punti ogni partita, e quella è la cosa più importante. Pubblico in delirio per il drop del sudafricano Rhino Smith, un calcio da metà campo che ha fissato il 13-10 all'intervallo, un drop calciato distinto ma anche preparato lucidamente. 50-50, istintivo e anche tipo preventivo, si dice? Sì. E sabato altra prova difficile in trasferta in Scozia, a Glasgow, terzo in classifica con un punto in più del Benetton. L'allenatore poi è Franco Smith, a Treviso dal 2007 al 2013 e poi CT dell'Italia. Loro hanno loro punti di forza, è sempre molto importante per loro, e sarà molto importante questa settimana firmarli. L'altra cosa, ovviamente, loro piacciono giocare larga, per quello dobbiamo essere pronti sempre. Ed ora siamo alla nostra pagina da Belluno e provincia. In primo piano la cronaca: ha ritrovato il corpo del cacciatore disperso da sabato. Il 65enne è stato localizzato sul fondale del Piave, circa ad 1 chilometro da Praloran. Le ultime speranze di ritrovare ancora in vita Doriano Gasperin si sono spente questa mattina quando, durante un sorvolo del Piave nel territorio comunale di Limana, l'elicottero dei Vigili del Fuoco del reparto volo di Venezia ha individuato il corpo del 65enne in un'ansa del fiume a circa 1 chilometro dalla frazione di Praloran. Il recupero è stato eseguito dai sommozzatori del nucleo regionale del Veneto e i soccorritori fluviali del comando provinciale di Belluno. Doriano Gasperin, che qui vediamo nelle nostre immagini di repertorio girate una decina d'anni fa durante una mattinata di attività didattica dei cacciatori della locale riserva, era uscito nel pomeriggio di sabato scorso con la sua attrezzatura. L'intenzione era quella di assentarsi brevemente, e a rafforzare questa ipotesi il fatto che il suo fuoristrada sia stato trovato aperto e con tutti gli effetti personali all'interno nell'area della cava di Praloran. L'incidente probabilmente di lì a poco. Verso sera la denuncia di scomparsa e l'attivazione del dispositivo per la ricerca persone, che ha fatto convergere nella zona rivierasca di Limana Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino e Guardia di Finanza. Da lì in poi oltre un'ottantina di soccorritori si sono alternati per 2 giorni e mezzo per cercare di individuare una traccia del 65enne, anche con l'ausilio di unità cinofile molecolari nell'area disegnata dall'ultima cella telefonica agganciata dal cellulare dell'uomo. Ieri le ricerche si erano concentrate nel tratto che va da Ponte San Felice allo sbocco del torrente Turriga e da Ponte San Felice al Cordevole. La svolta questa mattina. La salma di Doriano Gasperin è stata identificata dal medico legale e, terminate le procedure di rito, è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale di Belluno.
Non è bastata l'aggiudicazione della gara per la gestione in concessione degli impianti del Nevegal a diradare le nubi a tinte fosche che puntualmente ogni anno si affollano sul colle alla vigilia dell'avvio della stagione invernale. L'assessore Roccon: il momento è importante e delicato. A mandare in fibrillazione gli affezionati sciatori del Colle è stato questo avviso pubblicato nella home page del sito di Nevegal 2021. Causa motivi tecnici è momentaneamente sospeso l'acquisto degli ski pass. Un problema del sito in relazione alla gestione degli introiti tramite PayPal, ci ha detto il presidente onorario Massimo Slaviero, ma l'affermazione ha convinto poco. Chissà che queste ore sono cruciali per il destino del Nevegal, tanto più dopo l'aggiudicazione della gara per la gestione degli impianti che potrebbero tornare in mano pubblica. L'assessore Franco Roccon è moderatamente ottimista. Un momento importante, non c'è dubbio, no? E mettere assieme tutti questi tasselli non è stato facile, non lo è tuttora, non lo è neanche per le società private, che sono una costituita nuova e l'altra che ha gestito questo importante momento di transizione dalla vecchia Alpe del Nevegal all'attuale. La questione è semplice: per aprire la stagione ci vogliono soldi e in questo momento la situazione economica della Nevegal 2021 non è florida. Per le manutenzioni servono denari e queste entrate pare fossero state promesse dagli algerini di Nevegal 365, che in questo momento stanno latitando. E quindi la domanda di uno dei soci della 2021 è: 365 investe o no sul Nevegal? Il comune, dice Roccon, fa la sua parte. La sta facendo, continuerà a farlo e ovviamente spero nei privati che guardino avanti più che guardare indietro sulle tensioni che hanno all'interno, proprio interno, tra i soci, ma sono cose che riguardano la questione privata. La parte pubblica sta facendo il suo dovere nell'aggiudicare definitivamente questa gara. Se è così, se non sarà così, ci verranno a dire ovviamente che intenzioni hanno anche nella gestione e nelle altre cose. A fine settembre la volontà resa pubblica da Nevegal 365 di acquistare gli impianti da Nevegal 2021 a gara ancora aperta. Tendiamo a acquistare gli impianti, dobbiamo ancora comunicare le nostre intenzioni al Comune, però siccome il Comune da questa, se lo facciamo direttamente noi altri, il Comune risparmierà un mare di soldi e farà fatica a dirmi di no. Era il 30 settembre, da allora ne è passata di acqua sotto i ponti e i contatti fra la 365 e la 2021 pare si siano diradati. Io attendo anch'io notizie perché questo è l'aspetto importante, per cui dovremo chiuderla definitivamente con la firma di un contratto con la cessione degli impianti. A Palazzo Bembo fa tappa per 10 giorni la clinica oculistica allestita grazie alla fondazione del compianto Cavalier Leonardo Del Vecchio e di 6 fra le più importanti associazioni di volontariato bellunesi. Obiettivo: consentire anche ai fragili e a chi vive in condizioni di disagio la possibilità di godere del diritto di vedere bene. Ci ha dato un grandissimo aiuto e soprattutto ha dato la possibilità a delle persone che altrimenti non avrebbero accesso a questo tipo di alle visite e agli occhiali. Diciamo, noi siamo qui per ringraziare a cuore aperto. Massimo Della Vecchia del coordinamento della rete immigrazione della provincia di Belluno, che con il movimento Fraternità Landris, San Vincenzo, Insieme Si Può, Società Nuova e Caritas Diocesana hanno selezionato i destinatari delle visite oculistiche gratuite degli occhiali da vista offerti da Fondazione One Sight per garantire un diritto umano fondamentale a chi è svantaggiato. Seguendo i desideri del presidente e fondatore Leonardo Del Vecchio, la Fondazione ha varato un programma globale di donazione di visite oculistiche e di occhiali da vista alle persone più fragili. La concreta realizzazione della missione si realizza con le giornate della vista che quest'anno fanno tappa a Belluno, a Palazzo Bembo fino al prossimo 24 novembre con l'obiettivo di visitare almeno 600 persone nell'arco di 2 settimane. Una rete solidale dedicata alla vista dei più fragili con la collaborazione degli ospedali di Belluno e di Campo San Piero in provincia di Padova. Queste giornate della vista credo siano delle iniziative estremamente importanti per il territorio per cercare di aiutare le persone che hanno bisogno. Sappiamo che la vista dei nostri organi di senso è il senso più importante e quindi dobbiamo averne molta cura. I volontari Essilor Lussottica degli stabilimenti di Agordo, Sedico, Cencenighe e Pederoba parteciperanno all'attività con la donazione di un giorno di ferie. A favore quindi di persone ipovedenti e non vedenti saremo la settimana prossima al Palazzetto dello Sport di Ponte nelle Alpi con la FISPI, che è la Federazione Italiana per gli Sport Paralimpici per i non vedenti, dove portiamo il nostro programma Judo Academy, volto appunto a favorire lo sviluppo dell'attività sportiva
e quindi l'integrazione sociale anche a persone ipovedenti e non vedenti. E questa era la nostra ultima notizia, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito, buona serata. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato, a Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene. Bentrovati al meteo. Non si prevedono grandi variazioni rispetto ai giorni scorsi, è ancora l'alta pressione a dominare sul nostro territorio. Vediamo il dettaglio dunque di mercoledì 15 novembre. Sul Veneto la giornata sarà caratterizzata da una mattinata con tantissime nuvole, anche con cielo coperto su molte zone. Nel pomeriggio, e lo vediamo dalla grafica, il sole avrà sempre più spazio per splendere in cielo. Le temperature saranno stazionarie e tutto sommato gradevoli, minime sui 4-7 gradi, massime invece comprese tra 14 e 17 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui bel tempo, con ampio soleggiamento e cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 6 e 12 gradi, massime sui 14-17 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo tanto sole e il cielo sarà sereno o al massimo velato. Temperature minime intorno ai 4 gradi, massime infine sui 15-16 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantarie e calzature su misura.